La bella giornata di sole, anche se con un vento fastidioso, ieri ha invogliato moltissimi agrigentini ad una passeggiata al lido di San Leone. Al porticciolo si sono viste tante famiglie nel rispetto delle norme, cosa diversa nel solito piazzale Giglia, teatro come sempre di assembramenti. Come dire che proprio riesce difficile farsi ascoltare e che ancora esistono dei divieti che vanno assolutamente rispettati. Ma è come parlare ai sordi. Così si deve fare ricorso alle sanzioni come quelle elevate ieri nei confronti di alcune persone che, malgrado i richiami dei carabinieri, hanno continuato a restare in gruppo. Da qui la multa per tutti di 400 euro. Ma se è sempre lo stesso luogo, cioè il piazzale Giglia, a far registrare le continue violazioni, ci si chiede perché non vengano istituite delle postazioni fisse di agenti in modo da scoraggiare chi proprio non intende adeguarsi. Che serva il pugno duro, ma sul serio non ci sono dubbi. Da parte della prefettura ben vengano eventuali altre disposizioni oltre a quelle dei normali controlli che per la verità proprio nel piazzale in questione scarseggiano. Bisogna dire basta con il menefreghismo. Il bisogno di svago non autorizza certo la violazione delle norme come se nulla fosse. E non vengano a parlarci di città militarizzata solo perché si pretende, vista la situazione, una maggiore presenza dello Stato.